1911 del 20 luglio del 2000, la Repubblica Italiana ha riconosciuto il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, giorno della memoria, al fine di ricordare la Shoah, lo sterminio del popolo ebraico. Le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che anche in campi e schieramenti diversi si sono opposti al progetto di sterminio e dal rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati. Buongiorno a tutti, benvenuti. Cominciamo questa giornata della memoria 2017. Abbiamo preparato per voi questo appuntamento culturale con video e proiezioni. Questa è un'orchestra, un coro che adesso vi presenterò, ed è un organico molto grosso, sono circa 120 strumentisti che ora vi presenterò. Facciamo entrare la sezione laterale delle arpe e la sezione dei violini. L'orchestra e il coro che sentirete è l'organico dell'Istituto Comprensivo di Ariano nel Polesine, studenti delle scuole secondarie di Ariano e Corpola. Questo organico ha preparato per voi oggi un itinerario musicale e culturale che prevede diversi aspetti dell'ebraismo musicale. Tratteremo il tema della cultura della memoria, il tema della cultura della diaspora e il tema della cultura dell'esilio. Facciamo entrare anche le sezioni centrali, la sezione delle chitarre e il coro, quindi sentirete un programma vario, ovviamente rigorosamente a tema. Alternate a queste musiche abbiamo preparato per voi un itinerario storico con i video che proietteremo alternandoli con le musiche. Quindi è un programma abbastanza ricco che prevede questo doppio binario storico e culturale sulla Shoah. Oggi celebreremo la memoria dell'olocausto, dell'annientamento, e ovviamente vi guideremo in questo percorso.